Buonasera a tutti. Abbiamo parlato nel precedente video di come purificare gli ambienti. Questa sera invece parleremo di come purificare gli oggetti. E allora, ci sono vari metodi. C'è chi usa esporre l'oggetto alla luce della luna piena per tutta la notte e poi riprendere l'oggetto al mattino. C'è chi usa seppellire l'oggetto tutta la notte, c'è chi usa seppellirlo per un'intera lunazione, chi si avvale semplicemente dell'incenso. Oggi vi spiegherò un metodo un po' più completo che si basa sugli elementi. Quindi andremo a disporre, orientandoci verso nord, disporremo a est l'incenso per simboleggiare l'aria, a sud la candela per simboleggiare il fuoco, a ovest l'acqua e a nord il sale o le pietre o della terra per simboleggiare appunto la terra. Qui abbiamo sia sale che cristalli. E allora, poniamo il caso che io voglia purificare questo oggetto con l'intenzione aggiuntiva che possa darmi energia, che possa proteggermi da ogni negatività in entrata, da qualsiasi energia negativa esterna. Si fa così: si comincia da est, dall'elemento aria, e si esprime l'intenzione ripetendo una volta qualcosa del tipo: purifico e consacro questo mio anello con l'aria affinché mi protegga da ogni negatività. Lo si fa passare sui fumi dell'incenso e poi si prosegue in senso orario, si passa a sud al fuoco. Purifico e consacro questo mio anello con il fuoco affinché mi protegga da ogni negatività. Si continua poi con l'acqua, lo si spruzza con un po' d'acqua. Purifico e consacro questo mio anello con l'acqua affinché mi protegga da ogni negatività. Per poi finire con la terra. Purifico e consacro questo anello con la terra affinché mi protegga da ogni negatività. Una volta fatto questo, basterà posare l'oggetto al centro tra gli elementi e lasciarlo lì in 15 minuti. Dopodiché lo si potrà riprendere e utilizzare e indossare.